Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, bon dì. Vi sais che il Signor è stato condannato proprio di che aveva tante di che religioni intorno che mai. Dopo di fatto non poteva incopparlo, allora sono las di Pilato con altri scusi per farlo morire. Ecco, loro hanno sacralizzato il Tempio e la legge. E sacralizzando il Tempio e la legge hanno condannato il Signore perché lui aveva altre teorie. Diceva che Dio è misericordioso. Ma loro avevano in mano la legge e la legge a finire la loro autorità. A tu capito? Dall'ultimo avevano sacralizzato templi e leggi perché vivevano in parsore e disaisi che quando uno è religioso e fanatico non fa altro che sacralizzare o la legge o la tradizione. O vedessi il Papa comunque la cifra c'ha fa là in davanti proprio perché al tirare fuori il Vangelo ti ha letto. Ecco. Allora disaisi il fanatico religioso al sacralizza la legge e la tradizione e al coppia la persona. L'uomo di fede al salve sempre la persona e al ten sul sfondo la tradizione e la legge. Buone giornate e buone vite.